Una firma tradizionale con carta e penna per siglare un passo in più nell'innovazione digitale. La convenzione sottoscritta tra Regione e Università Ca' Foscari punta a sviluppare le piattaforme Big Data e gli Open Data a favore dei servizi per le aziende, un'opportunità che viene offerta alla pubblica amministrazione e alle piccole e medie imprese. I dati in mano agli enti pubblici, dai flussi turistici all'ambiente, alla popolazione, saranno messi a disposizione in una sorta di grande agenda digitale. I dati sono lo strumento di base, una volta organizzati possono essere determinanti nella capacità di decidere. Sulla pubblica amministrazione così come nell'impresa, perché conoscere le abitudini di spesa delle persone può indirizzare la capacità delle imprese di incidere, di intercettare gli interessi delle persone. I dati a disposizione, una volta incrociati, potranno essere una risorsa in più, l'arma nascosta per le aziende, a condizione però che queste informazioni siano facilmente fruibili. Da qui il ruolo fondamentale di Ca' Foscari e degli studenti, abituati a confrontarsi con le nuove tecnologie e con il flusso di dati che naviga in rete. Chi meglio della università, dei nativi digitali, i nostri giovani, può collaborare con noi per farla crescere. Stiamo anticipando di 2 o 3 anni quello che è lo sviluppo di un giovane verso le nuove start-up di impresa. I giovani quando escono dall'università sono quelli che hanno idee, hanno voglia e il tema digitale è fondamentale. Noi anticipiamo questo in università.